Sanità veneziana a rischio, lo sostiene il Partito Democratico che contesta le scelte fatte dalla quinta commissione della Regione Veneto, che avrebbe sottovalutato la conformazione del territorio di una città così particolare e che togliendo 106 posti letto all'ospedale civile farebbe ricadere sull'ospedale All'Angelo tutto il peso di maggiori richieste di servizio su una struttura che già deve rispondere ai bisogni di 870.000 persone. La specificità di Venezia, città unica nel mondo, unica dal punto di vista logistico dei servizi eccetera, continua ad avere una forte penalizzazione all'ospedale civile. La paura è di un indebolimento fortissimo della qualità dei servizi sociosanitari per la città di Venezia. Per il suo centro storico, visto il decadimento dell'ospedale civile di Venezia, ma anche per la terraferma veneziana. Tagliati al civile reparti come oncologia, malattie infettive, dermatologia, reumatologia, declassati primariati come quello di otorino-laringoiatria. La maggioranza in regione è convinta che in questo modo si risparmi denaro e si migliori il servizio. Di parere opposto il Partito Democratico, convinto che nel 2015 la nuova giunta troverà gli stessi problemi ancora tutti sul tappeto. Le nostre richieste di poter implementare, perlomeno fin tanto che la rete non viene rafforzata, i posti letto al civile non è stata assolutamente ascoltata e questa è una responsabilità politica che noi rimandiamo direttamente a chi governa il Veneto ma anche alle forze di centrodestra che sono in comune a Venezia. Entro 10 giorni la Giunta discuterà queste schede proposte dalla Commissione. Per il PD c'è ancora tempo per apportare correzioni, ma deve darsi da fare anche il centrodestra locale. Ma la paura è anche che il ruolo dell'ospedale dell'Angelo, che dovrebbe essere di riferimento per l'intera provincia di Venezia, venga pregiudicato dalla scelta che hanno fatto queste schede, perché la domanda di salute che non trova risposta nell'ospedale civile e nelle altre strutture veneziane verrà caricata inevitabilmente sull'Angelo e questo metterà in crisi la sua funzione di ospedale di riferimento provinciale.